Sono Maria Rachele Scampoli, sono psicologa psicoterapeuta presso i consultori familiari dell'azienda ULSS 6 Euganea. Siamo qui per parlare del percorso di accoglienza per donne vittime di violenza ed attivazione territoriale della nostra azienda, messa a punto proprio per contrastare il fenomeno della violenza di genere. La violenza di genere, come sappiamo, è un fenomeno complesso, multifattoriale, plurideterminato ed è trasversale alle culture, è trasversale alle economie, è trasversale anche alle epoche ed è un evento di forte impatto sociale e di forte impatto anche sulla salute della popolazione, ed è per questo che noi abbiamo da sempre individuato delle modalità di prevenzione e di contrasto al fenomeno. Questa iniziativa si inserisce appunto all'interno delle diverse iniziative che l'azienda sanitaria ha messo in atto negli anni. Entriamo adesso nel vivo di quello che prevede la procedura di accoglienza per donne vittime di violenza e attivazione delle reti territoriali della nostra azienda sanitaria. La donna che accede solitamente al pronto soccorso dei nostri ospedali troverà del personale pronto e preparato ad intercettare i segni di violenza anche laddove non venga esplicitata. Nel momento in cui i nostri sanitari si accorgono, sono di fronte ad una situazione di violenza di genere, sono formati quindi a accogliere la donna all'interno di un percorso che possa rispondere ai bisogni specifici che la donna presenta, e sono in particolare quelli di essere accolte in un ambiente che possa consentire loro di sentire un'accoglienza che rispetti la privacy, che rispetti i bisogni di sicurezza, che rispetti i bisogni anche di celerità, cioè di riduzione dei tempi di attesa e di riduzione di tutti i passaggi al minimo indispensabile all'interno di quello che è il percorso di diagnosi e cura. Durante questo percorso, e tra l'altro sono previsti dei percorsi differenziati a seconda anche della tipologia di violenza, quindi parliamo di maltrattamento ma parliamo anche di violenza sessuale o di stalking, e dicevo sono previsti dei percorsi differenziati a seconda della tipologia di violenza, quindi presa in carico direttamente presso la ginecologia o l'ostetricia, ovvero percorso diciamo così previsto a seconda della diagnosi che viene effettuata. Un altro elemento importante di questo percorso lo incontriamo proprio all'uscita del percorso di accoglienza ospedaliera. Gli operatori sanitari al momento della dimissione della donna effettuano una valutazione di quella che è la condizione di rischio per la sua incolumità. Attraverso un breve questionario i sanitari quindi saranno in grado di capire se la donna presenta una condizione di sufficiente sicurezza per la quale possa ritornare al proprio domicilio o presso parenti, ovvero se invece presenti delle condizioni di rischio. Nel primo caso, cioè nel caso che la donna presenti già delle condizioni di sicurezza, la donna comunque viene accompagnata a prendere contatto con i servizi territoriali, in particolare i centri antiviolenza con i quali l'azienda sanitaria ha una convenzione, e i consultori familiari che sono appunto interni all'azienda sociosanitaria. Sia i centri antiviolenza che i consultori familiari sono servizi che presentano delle caratteristiche operative nei quali lavorano degli operatori che sono proprio preposti alla accoglienza della donna e alla elaborazione con lei di un percorso di uscita, di un progetto quindi di vita per l'uscita dalla condizione di violenza. Voglio ricordare infatti che la violenza di genere, la violenza alla donna normalmente si consuma all'interno delle mura domestiche e viene normalmente perpetrato da parte del marito, del compagno o comunque di un familiare della donna. Quindi prendersi cura della donna vittima di violenza significa occuparsi
della possibilità di rielaborare quanto accaduto all'interno di un legame affettivo significativo importante che è diventato anche violento, quindi sicuramente un sostegno psicologico che deve essere però affiancato ad altri sostegni alla possibilità di sviluppare una propria autonomia, sostegno rispetto alla protezione degli altri legami familiari, perché spesso queste sono donne che hanno dei figli, e quindi un lavoro a 360 gradi che può essere garantito appunto dai servizi territoriali in stretta collaborazione, centri antiviolenza, ripeto, consultori familiari, servizi sociali territoriali, per poter consentire appunto alla donna di individuare, di avere risposta ai suoi bisogni di tipo psicologico, di tipo sociale, di tipo economico e di, ripeto ancora una volta, soprattutto di sviluppo di una propria capacità di funzionamento autonomo. Se invece in ospedale ci rendiamo conto che la donna presenta delle condizioni di rischio per la sua incolumità, allora in questo caso abbiamo previsto un dispositivo che oltre ad allertare ovviamente le forze dell'ordine immediatamente, mette direttamente la donna in contatto con i servizi di emergenza che sono all'interno appunto dei centri antiviolenza territoriali, quindi si cerca una condizione di protezione per la donna e altresì anche prevista una segnalazione ai servizi sociali territoriali e al medico di base, proprio per fare in modo che tutte queste istituzioni possano fra di loro collaborare per garantire al meglio la sicurezza e la protezione della donna vittima di violenza. Al proposito, al fine di trovare appunto un luogo sicuro per la donna, si può anche ricorrere ad un breve ricovero temporaneo della donna ed anche dei suoi figli, se proprio necessario.